sia stata una partita completamente diversa, dove magari la scorsa settimana abbiamo fatto una partita dove ci siamo sempre stati, dove magari gli episodi ci hanno condannato oltre misura. Oggi probabilmente abbiamo sbagliato un po' tutto, siamo arrivati sempre secondi sulla palla, abbiamo sbagliato le distanze. È stata una sconfitta meritata dove potevamo sistemarla, perché sull'1-1 secondo me, se fossimo stati un po' più equilibrati nonostante non fossimo in giornata, avremmo potuto portare qualcosa a casa. Però probabilmente quando una giornata è storta come questa, dove tutto va male, è giusto anche perdere. Abbiamo meritato di perdere, quindi è giusto così. La traversa è stata solo un episodio, sì, potevamo pareggiare in quella situazione lì, ma non è stato quello. A prescindere dagli episodi, credo che noi oggi abbiamo fatto una brutta prestazione, e quindi quando fai una brutta prestazione rischi di perdere. Siccome noi lavoriamo molto sulla prestazione più che sul risultato, che poi dovrebbe essere una conseguenza, oggi abbiamo fatto una brutta prestazione dove sin dall'inizio non abbiamo trovato mai le distanze, siamo arrivati sempre, come dicevo prima, in ritardo sulla palla, tutti i contrasti li abbiamo persi, abbiamo avvantaggiato anche, vedi, il gol del 2-1, eravamo in due noi sulla palla, ci siamo contrastati da solo, abbiamo dato la possibilità a loro di ripartire, quindi è una giornata no, bisogna cancellarla, guardare gli errori che abbiamo fatto, perché sicuramente c'è molto da migliorare, e lavorare questa settimana e rimetterci sotto. Esamineremo la partita come abbiamo sempre fatto. Ovviamente anche loro si devono rendere conto che questo tipo di prestazioni raramente ti portano dei punti, quindi dobbiamo capire che dobbiamo fare di più, dobbiamo fare qualcosa di più, e quando la giornata è storta, che magari non riesce nulla, magari le distanze sono anche si sono allungate, dobbiamo cercare di fare le necessità virtù, bisogna vincere anche le partite sporche quando magari le cose non ti riescono. Con la classifica credo fosse bugiarda anche prima della partita, perché il Geraci non meritava di perdere a Canissetta con la Nissa, non ha meritato di perdere diverse partite, e oggi è venuto fuori tutto il suo valore. Dall'altra parte noi diciamo che non siamo scesi in campo e abbiamo permesso al Geraci di esprimere tutto quello che poteva esprimere, meritando ampiamente la vittoria. Mancata a mio avviso un po' di testa, un po' di equilibrio, perché quando riesci a recuperare una partita, forse nel momento più difficile, perché molto probabilmente non meritavamo di pareggiarla, però ci siamo riusciti, non abbiamo avuto la testa di metterci lì quadrati, aspettare il momento giusto, invece siamo andati nuovamente tutti allo sbaraglio. Si lavorerà in settimana, certo quando si perde così pesantemente uno pensa a fine partita di cambiare tutto, di cambiare 20 giocatori, l'allenatore, il direttore, il presidente e tutto, invece bisogna rimboccarsi le maniche e capire dove abbiamo sbagliato, molto probabilmente ragionare su un atteggiamento diverso, perché se abbiamo fatto a oggi 12 punti è perché li abbiamo fatti con cuore e con passione, molto probabilmente nelle ultime due partite questo è venuto un po' a mancare. Sicuramente non andiamo a diventare i primi della classe, ma vorremmo provare a fare i playoff. È normale che dirlo oggi dopo il 4-1 diventa pesante, però ricordo a tutti che oggi siamo a 12 punti e siamo o terzi o quarti in classifica, quindi al momento siamo in linea col programma.